Nuovamente in diretta con Ore 7, la parte dedicata anche all'ospite di oggi che è Michele Zanolla, capogruppo del progetto FVG, Consiglio Comunale di Udine, per commentare tutti i fatti che accadono anche nel capoluogo friulano. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Davide. Allora, cominciamo con l'attualità. Ci riporta il tutto una pagina del Messaggero di oggi, pagina 14, chiedo alla regia di farla inquadrare. No maschi in piazza, saranno multati, parla il prefetto Marchesiello sulla manifestazione che si è svolta in Giardin Grande sabato per tutta la giornata. La rabbia di medici, partite IVA e politici, rispetto, ci vuole rispetto per i tanti morti. Zanolla, un primo commento. Ma sì, innanzitutto se guardiamo ai dati in questi giorni, la regione Friuli Giulia è la prima regione in Italia come numero, diciamo, di contagiati ogni 100.000 abitanti. Mi sembra che siamo sui 460-470, poi c'è l'Emilia Romagna e poi le altre regioni. In questo momento purtroppo stamattina abbiamo anche il record di terapie intensive, di persone in terapia intensiva, ben 81 su 175 posti a disposizione, quindi abbiamo superato il 45% e sappiamo che la soglia di controllo è il 30%. Io ritengo che non era il caso assolutamente di autorizzare una manifestazione del genere. Ho visto a Torino che le persone che erano senza mascherina sono state portate via di peso. Qui invece si è voluto utilizzare un altro sistema, praticamente si è controllato da fuori della piazza i manifestanti erano senza mascherine, hanno fatto quello che hanno voluto e mi sembra veramente uno sfregio nei confronti dei 100.000 morti in Italia e se non sbaglio 3.000 morti in Friuli Venezia Giulia da Covid-19. Senta Zanolla, a proposito, le parole anche del prefetto Marchesiello mi danno la possibilità di farle anche qualche domanda a riguardo, perché so che c'è stata anche la visita dello stesso prefetto su alcune aree, chiamiamole calde, ovvero Borgo Stazione, anche sul Cavarzerani, dove ha detto non vedo questa emergenza, eppure i fatti di cronaca ci sono stati, insomma, ultimamente, poi da Borgo Stazione si erano portati anche in via Vittorio Veneto. Sappiamo poi oltretutto che anche il sindaco Fontanini aveva fatto una qualche tiratina d'orecchi nei confronti delle questore qualche giorno fa, insomma, richiamando un po' l'attenzione. Ma allora la mia risposta sarà poco politica. Non mi è piaciuto molto il primo intervento del nuovo prefetto, come non mi è piaciuto l'ultimo intervento del vicario prefetto Allegretto quando ha lasciato l'incarico, come non mi piacciono neanche alcune prese di posizioni delle varie opposizioni, di alcune opposizioni, non tutte. È vero che non siamo Milano, non siamo Venezia, ma assolutamente iniziare a lavorare a Udine dicendo non ci sono emergenze, Udine è una città sicura, per me significa partire con il piede sbagliato, perché basta parlare con la gente, la sensazione che si ha in questo momento in città è completamente diversa e i fatti che vengono raccontati, che si sentono, sono tutt'altro che sicuri. È vero che è una situazione che sta peggiorando, la situazione di sicurezza sta peggiorando in tutta Italia, però non è da sottovalutare Udine, anche se magari può essere meno pericolosa di altre città. Anche da noi stanno succedendo fatti che un paio di anni fa non succedevano. Da questo punto di vista la nostra maggioranza ha investito molto in telecamere, quindi diciamo implementando un po', prevenendo telecamere diciamo di nuova generazione. Abbiamo aumentato il numero della polizia locale raggiungendo quasi 100 unità, tra poco metteremo un presidio in Viale Leopardi, in zona Borga Stazione. Ma non basta, serve un coordinamento maggiore tra polizia locale e forze dell'ordine, servono più controlli. Diciamo che io sono stato uno dei più favorevoli alla lettera da parte del sindaco al questore, perché è un richiamo a maggiore attenzione, perché dopo quando succedono cose gravi ormai è troppo tardi, è meglio prevenire. Senta, invece sulla questione dell'ex Dormish? L'IEF si trova favorevole con la giunta che dà la possibilità di costruire questo sì, supermercato? assolutamente sì. Allora, premesso che io sono molto favorevole alla riqualificazione di aree dismesse, che sia ex Dormis, che sia ex Bertoli e spero in futuro anche ex Afau. Diciamo che la posizione
sull'ex Dormis è un po' diversa dalla posizione della Bertoli. Allora, innanzitutto qua abbiamo, lo stiamo vedendo, abbiamo un rudere, diciamo, che è lì in stato di abbandono, è lì da più di 20 anni. Ecco, un pessimo biglietto di visita per chi entra da quella parte della città. Allora, adesso non è che il comune è contrario a altre proposte, tipo, non so, di fare una nuova casa per l'Accademia delle Belle Arti, una biblioteca, un centro polifunzionale universitario. Per l'amor del cielo, va tutto bene, però sono 20 anni che queste proposte non vengono fuori. In questo momento l'unica proposta è quella degli imprenditori che, premetto, in questi anni hanno perso un sacco di soldi su questo investimento. Non dimentichiamo che poi comunque ci sono anche gli interessi passivi da pagare alle banche quando si fanno dei finanziamenti per fare degli investimenti importanti, e la proprietà ci ha fatto una proposta secondo me condivisibile. Innanzitutto era previsto dal piano regolatore che potevano costruire 1500 metri quadrati commerciali e ne fanno solo 1000 a nord, lasciando anche la vela. Viene fatto un parcheggio con ai lati alberi e siepi, e sempre a spese degli imprenditori, e sempre a spese degli imprenditori viene fatta anche una nuova rotonda in quella zona lì, in piazza Cavele d'Alis, dove in questo momento, alla mattina, quando ci sono gli studenti, la situazione di viabilità è pessima. Ci sono stati parecchi incidenti perché da Viale Bassi lì corrono come matti verso Viale Ledra, e una rotonda migliorerebbe la sicurezza nei confronti dei nostri studenti. Sono state dimezzate, è stata dimezzata l'altezza da 20 metri a 9,5, sono state dimezzate le volumetrie dei metri cubi. Insomma, direi che questo è il massimo che si poteva ottenere in questo momento nella trattativa con questi imprenditori. Dopodiché, se ci sono altre proposte, l'ha detto anche il sindaco, ben vengano, ma devono essere proposte concrete, non che tra 3-4 anni ci ritroviamo di nuovo con quel rudere lì. E lì da 20 anni è venuta l'ora di sistemare e di riqualificare quest'area della città. Senta, Zanotti, ci stiamo trasferendo sempre più verso il centro, abbiamo parlato di Borgo Stazione e poi adesso dell'area Dormish. Come immagina il centro, diciamo, entro il 2023? Si parla anche di ritorno di telecamere, si parla di una rivisitazione di questa ZTL, come la immagina, come vorrebbe? Ma intanto, adesso senza entrare in polemica, noi lo volevamo aperto, voi lo avevate chiuso, eccetera. Diciamo che adesso via Mercato Vecchio è stupenda, purtroppo c'è la pandemia, ma quando questa pandemia finirà sarà sicuramente una delle vie più attrattive, come lo è anche Piazza San Giacomo, come ci sarà anche la possibilità di andare sul castello tramite l'ascensore della biblioteca o tramite l'ascensore di Piazza Primo Maggio, oppure tramite i sentieri. Quindi il centro lo vedo molto bene e in evoluzione. Sulla ZTL, allora io capisco le problematiche dei residenti di via Mercato Vecchio, dei negozianti e degli uffici, le capisco, però è giusto fare in via Mercato Vecchio un'area pedonale pura, perché facciamo un esempio, abbiamo 20 residenti e 20 commercianti, in tutto sono 40 macchine. Se cominciamo a dare il permesso a queste 40 macchine di viaggiare liberamente per via Mercato Vecchio, il problema delle famiglie con bambini non è da poco. Cioè, io con due figli piccoli non sarei più tranquillo di lasciarli liberi, perché c'è sempre il pericolo che una macchina non li veda e li prenda sotto, no? Cosa che invece, ad esempio, in questo momento non c'è in piazza San Giacomo. Quindi sull'area pedonale pura sono d'accordo. Allora, come si risolve il problema? Bisogna, a ridosso di via Mercato Vecchio, a nord e a sud, mettere molti carichi-scarichi, il più vicino possibile a via Mercato Vecchio. E ci deve essere un controllo della polizia locale che questi carichi-scarichi non siano occupati, perché ad esempio io passo sempre in via Paolo Sarpi, all'altezza del Barlume, lì ci sono 2 carichi-scarichi ed è un disastro. Lì ci sono 20 macchine che parcheggiano e non c'entrano niente con i negozi, con gli uffici e con le residenze di via Mercato Vecchio, ma parcheggiano la macchina magari per andare in bar quando si potevano, quando i bar erano aperti. Quindi ci deve essere un maggior controllo della polizia, perché effettivamente anche i residenti di quell'area hanno i loro diritti. Zanola, abbiamo un minuto a disposizione ancora, le chiedo se avanza questo progetto del maxi impianto di via Gonars, parliamo di rifiuti, visto che si è parlato tanto in questi giorni, anche per fatto di cronaca. Sì, allora l'impianto non è in discussione, però ovviamente c'è un'indagine della magistratura
che farà il suo corso. Allora, intanto dobbiamo dire che l'indagine riguarda, diciamo, il project financing diciamo, aggiudicato nel 2016. Adesso il nostro presidente Mario Raggi, che si è insediato da poco, ha detto che farà degli approfondimenti sulla sostenibilità economica, tecnica e finanziaria dell'operazione. Però diciamo che in questo momento lasciamo che la magistratura lavori, però in questo momento se ne parla già da 5 anni di questo investimento e noi siamo dell'idea di andare avanti, però ovviamente nel rispetto, diciamo, di quello che la magistratura dirà, perché non dimentichiamo che insomma, a questo bando del 20 dicembre 2016 ha partecipato una sola società e insomma, la magistratura sta verificando che non ci siano stati problemi sull'aggiudicazione del bando. Spetta a loro questo lavoro. Benissimo, grazie, grazie Zanola per essere intervenuto a Ore 7, grazie per averci tenuto compagnia. Davide, arrivederci. Ciao.